Massimiliano Pellizzari, oggi si è riunito in via straordinaria il CDA di Fiera Immobiliare. Perché questa urgenza? Perché ci è pervenuta una richiesta formale da parte di GL con appunto la riduzione di circa la metà del canone d'affitto, e quindi oggi il CDA ha espresso assolutamente parere contrario. Riteniamo che la proposta sia irricevibile. La gestione ovviamente è in mano ai francesi, noi invece vorrei ricordare che gestiamo una società pubblica, quindi siamo anche obbligati a rispettare determinati vincoli di bilancio, siamo anche esposti al controllo giustamente della Corte dei Conti e quindi dobbiamo far sì che i conti siano appunto in pareggio. È stato sottoscritto un contratto e ovviamente bisogna onorarlo. Ecco, ma questa richiesta è motivata come? I francesi dicono che questa diminuzione ovviamente servirà per osservare, per mantenere il piano industriale, cioè per far sì che ci sia un rilancio. Però è evidente che non si può far questo richiedendo appunto una diminuzione del contratto d'affitto. Noi, voglio ricordarlo, abbiamo detto in maniera molto chiara nell'ultima assemblea dei soci che le perdite d'esercizio devono essere ripianate con emissione di liquidità e non certamente con una diminuzione del capitale sociale, come invece è avvenuto da 8 milioni di euro e 5 milioni di euro. È la stessa cosa che diciamo anche in questo contesto, cioè per rilanciare la fiera devono essere immesse risorse e ovviamente deve essere rispettato il piano di rilancio. L'immobiliare con la gestione, lo voglio ricordare, non c'entra assolutamente nulla. E adesso cosa succederà? Abbiamo ovviamente inviato una lettera formale di risposta con cui diciamo che la richiesta è irricevibile.